Per noi è vitale perché desideriamo appunto proseguire nella consegna alla città di quel che è della città. In passato spesso ci si è arresi rispetto alla opposizione di problemi che magari non venivano affrontati più nel dettaglio. Quando ci è stato detto no, non possiamo aprire da parte di chi l'aveva perché non abbiamo personale, a quel punto piuttosto che dire come spesso si fa, come fa la politica, e vabbè pazienza tanto non è colpa mia, abbiamo provato a comprendere come superare il problema. La soluzione era facile: datecelo in gestione. Abbiamo dovuto risolvere qualche problema, alla fine abbiamo trovato un'intesa con Parco Archeologico e con l'assessorato regionale ai beni culturali, che ringrazio, e adesso l'abbiamo ripreso, quindi ha anche una valenza simbolica. Chissà che non possa essere esteso alle Terme della Rotonda, alle Terme dell'Indipizzo, anche al Teatro Greco, in cui comunque sulla fruibilità ci sono delle criticità, però intanto ci viviamo l'anfiteatro romano nel suo splendore e nella sua superficie estesa rispetto al passato, perché adesso abbiamo anche 2 nuovi ambulacri che sono visitabili, e non certamente per merito nostro, ma per i lavori fatti dal Parco Archeologico, e quindi in questo modo restituiamo a Catania quel passato da cui vorremmo riparte il nostro futuro. C'è già folle ai cancelli. C'è già folle ai cancelli nonostante un pomeriggio caldo, afoso, umido, ma c'era proprio tanto desiderio. Diciamolo chiaramente, era un'offesa per tutti noi vedere i turisti affacciati senza che avessero la possibilità di entrare. Finalmente abbiamo terminato, adesso comincia la nuova fase. Quali sono le attività future previste per la fruizione del sito, anche quelli in orario notturno? Allora, intanto noi abbiamo già fatto realizzare un progetto per l'illuminazione dell'anfiteatro, e quindi io mi auguro che a fine estate avremo questa illuminazione artistica che lo renderà ancora più bello. Dopodiché la funzione sarà continuativa, considerando che abbiamo esternalizzato il servizio a seguito di una gara che è stata aggiudicata, non mi ricordo neanche da chi, quindi sarà pienamente fruibile in ogni momento. Chissà che magari in futuro non si possa organizzare qualche evento musicale come stiamo accennando stasera. Stasera sarà semplicemente un gruppo di artisti del Conservatorio Vincenzo Bellini, che ringrazio, e quindi poi cerchiamo di comprendere che Catania ha una potenzialità in termini di siti in cui realizzare eventi mostruosa. Stiamo aumentando perché nella nostra intenzione ci sono iniziative progettuali che vorrebbero aumentare questa offerta. Nei miei sogni magari c'è un bel Fringe Festival modello scozzese che possa avere contemporaneamente su più location una serie di eventi.